Cari bellunesi, buongiorno, buon mercoledì 20 gennaio, benvenuti, ben ritrovati qui al nostro appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, condurla. Come sempre siamo noi dell'Amico del Popolo a curare questo appuntamento che potete ascoltare appunto dalle frequenze di Radio Piave in blu, se siete in movimento, se state facendo altre cose. La radio ha questa cosa straordinaria da sempre, questo fascino, e però potete anche vedere, se volete, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo, quindi vi aspettiamo anche lì per vedere le immagini di ciò che raccontiamo a coloro che ci seguono invece in radio, e vi raccomandiamo fin da subito di mettere anche un like se questa rassegna vi piace, se la seguite sempre, se è un appuntamento che gradite. Allora andiamo subito a vedere i giornali e guardiamo il Corriere delle Alpi. Oggi partiamo dal Corriere delle Alpi, ieri ho cominciato dal Gazzettino. Vedrete che la maggior parte delle notizie riguardano ovviamente i due fatti politici salienti di ieri per il Veneto. Da un lato le notizie che arrivano da Roma, e cioè il fatto che il governo Conte si è salvato in aula, in qualche modo è riuscito a trovare i voti, risicatissimi al Senato. Queste sono le situazioni che determinano una instabilità politica inevitabile, perché vuol dire che al Senato ogni volta che ci sarà da votare una legge il governo rischierà di finire sotto, e al di là della bontà della legge, un governo così debole è sotto il tiro continuamente dell'opposizione e rischia di cadere ogni volta. Quindi insomma diciamo che si è salvato, ma non è che le prospettive siano poi di vita così felice per questo governo. Questo fa male dirlo, perché in una situazione come quella della pandemia che ci troviamo ad affrontare e dei problemi economici legati alla pandemia avremmo bisogno proprio di qualcosa di stabile, di sicuro. Invece molto probabilmente, molto verosimilmente non sarà così. L'altro tema veneto è il fatto che è stato salvato, tra virgolette, l'assessore Elena Donazzan, quella che aveva cantato Faccetta Nera alla radio in consiglio regionale. La Lega l'ha portata all'esame del Consiglio regionale, le ha praticamente chiesto di chiedere scusa, lei lo ha fatto in modo suo, e fatto sta che con l'astensione dei voti della Lega la Donazzan si è salvata ed è ancora assessore regionale. Quindi continueremo a vedere. Sarebbe stato strano il contrario, perché facendo parte appunto in quanto assessore della maggioranza di governo, sarebbe di una larghissima maggioranza di governo, su cui appunto il centrodestra può contare in regione, sarebbe stato strano il contrario. Ma ad ogni modo insomma ci sono state queste scuse, per cui il titolo sotto la testata del Corriere delle Alpi è proprio dedicato a lei. Donazzan, bastano le scuse. L'assessora si dice pentita per Faccetta Nera, la Lega si astiene e la salva. Il titolone invece centrale della pagina, che riporta la fotografia del governo schierato sui banchi del Parlamento. Il titolo è questo: fiducia e bagarre, il governo Conte rischia ma resiste. Il lancio che riassume la vicenda è questo: ieri alle 22 si sono chiuse le operazioni di voto, 11 ore di dibattito al Senato, 11 ore di dibattito, con l'asticella che dà il via libera alla fiducia, ma la giornata è girata tutta intorno al faccia a faccia tra Conte e Renzi. Renzi, che sui giornali internazionali non è che venga giudicato molto bene. Diciamo che anche i commentatori esteri si sono accorti dell'ego smisurato dell'ex presidente del Consiglio ed ex PD, perché alla fine ci si chiede: ma perché questa crisi? Allora, le parole usate da Renzi sono state molto dure nei confronti del governo Conte, e nei confronti anche rispetto alla conta che c'è stata in Parlamento, ma sono state messe in rilievo anche le incoerenze proprio di Renzi e dei suoi in un Parlamento, lo ricordiamo, che in questo momento non rispecchia affatto i pesi politici che sono all'interno del paese. D'altra parte è giusto così, cioè il Parlamento è stato eletto tempo fa, e tempo fa quella
era la situazione, non si può ricorrere, trasferire insomma i risultati di altre elezioni sulla composizione del Parlamento, però siamo costretti a osservare che questo Parlamento non rappresenta affatto la realtà politica italiana di questo momento e vivacchia, ecco, insomma, e ha una maggioranza che vivacchia. Per questo, insomma, anche chi chiedeva elezioni non aveva tutti i torti, è che il momento è quello che è, quindi è giusto impegolarsi in una campagna elettorale in questo momento. Vabbè, insomma, così è andata, vedremo come andrà in futuro. Il titolone di prima pagina è abbastanza inquietante perché ci riporta la vicenda di Pfizer, la casa produttrice del vaccino, del praticamente unico vaccino in circolazione, perché adesso si sta cominciando a distribuire il vaccino di Moderna. Il titolone è questo: la seconda ondata Covid, slittano i vaccini per i più anziani, richiami garantiti invece per i 400 bellunesi, rinviata la campagna sugli over 80, resiste la sperimentazione dell'ULS 1, i pediatri di base alla regione, noi siamo pronti a fare la campagna sui bimbi. Bene, è una buona notizia, c'è poco da essere pronti perché i vaccini non ci sono. Allora, voi sapete che è stato creato questo nuovo vaccino con l'RNA messaggero. Pfizer e altre case hanno lavorato su questo vaccino del tutto nuovo, del tutto innovativo, e hanno fatto una corsa contro il tempo che ha anche portato a delle sperimentazioni non proprio complete rispetto allo standard dell'approvazione dei vaccini, perché non sappiamo come si comporta questo vaccino su determinate categorie. Ad ogni modo, ragionevolmente i rischi sono molto molto bassi, per cui questi vaccini stanno ottenendo via via tutte le autorizzazioni. Pfizer l'ha avuto per prima, Pfizer è quello su cui si sono tuffati tutti gli stati del mondo. Pfizer non riesce a rispettare i tempi di consegna, c'è anche sospetto che ci sia qualche furbata dietro. Fatto sta che l'Italia e il Veneto in particolare, insomma la nostra regione, soffrono molto per queste mancate consegne. Allora cosa succede? Che tutti i tempi programmati per la vaccinazione della nostra popolazione slittano. E adesso doveva partire la vaccinazione delle persone sopra gli 80 e invece subirà un ritardo proprio a causa della mancata disponibilità di questi vaccini. Si era parlato in Gran Bretagna, per esempio nel Regno Unito, avevano deciso in corrispondenza di questa carenza di ricorrere a un espediente rischioso, cioè quello di cominciare a utilizzare, per continuare la vaccinazione, a cominciare a utilizzare le seconde dosi messe da parte, appunto per il richiamo che è doveroso fare col vaccino Pfizer dopo 21 giorni, di cominciare a utilizzarle come primo richiamo, come prima dose, no? Le seconde dosi, però col rischio che se poi non ti arriva in tempo, entro i 20 giorni, la nuova fornitura di Pfizer, si vanifica quanto fatto con la prima dose. Ecco, l'Italia sta facendo una scelta diversa, per questo vi ho detto questo per spiegarvi il titolo, richiami garantiti per i 400 bellunesi, appunto perché è stata fatta la scelta di mettere da parte, come previsto, le dosi per la seconda puntura, per il richiamo, insomma, in modo da essere sicuri che queste persone che hanno già ricevuto la prima dose possano regolarmente ottenere anche la seconda e ottenere l'immunità. Metti mai che non arrivino nuove dosi di vaccino. Credo sia, personalmente penso che sia prudente essersi comportati così. La scelta della Gran Bretagna è stata molto criticata. Turismo, il flash mob, i 3 flash mob, la protesta della montagna, lavoro o ristori, siamo in crisi. Gli operatori del turismo si sono ritrovati a Malgacciapela, Falcade e Poccol di Val di Zoldo, Pecol credo che sia, no? Mi sa che qui c'è un errore, via 6 infermieri su 9, la RSA di Lamon è in crisi, e questo sono giorni che lo diciamo che è un problema. Il reclutamento che è stato fatto a favore degli ospedali veneti è un reclutamento che ha il rovescio della medaglia, perché siccome non c'è personale sanitario, né medici né infermieri in circolazione. E perché? Perché sono stati sbagliati tutti i calcoli negli anni scorsi. Si è ritenuto che il fabbisogno fosse di una certa quantità, invece era molto di più, e adesso ci troviamo senza professionisti. Quindi se li trovi per l'ospedale vuol dire che li hai tirati via da qualche altra parte, e questo vuol dire da noi che li si sta tirando via dalle case di riposo. Hanno vinto il concorso indetto dall'ULS Dolomiti, dice Paola Dallanese in prima pagina,
e dentro breve lasceranno la casa di riposo di Lamon per andare a lavorare in ospedale. È allarme nella RSA Casa Caritas, dove 6 infermieri su 9 sono pronti a lasciare, e a rischio è anche la presenza di uno dei 2 medici di base. L'appello della presidente Donatella Boldo: l'ULSS ci dia almeno il tempo per cercare i sostituti, ed è l'ipotesi che ieri era stata prospettata anche per altre situazioni. L'ULSS si era detta d'accordo di posticipare le assunzioni di coloro che ne hanno diritto. I volti e le storie, il taglio basso a cui siamo abituati sul Corriere delle Alpi, che così, voglio dire, scava un po' nelle notizie di secondo piano, che però insomma hanno sempre dei risvolti interessanti perché raccontano la vita delle nostre persone. Ecco, i volti e le storie ci propone oggi questo titolo: La Luna e i pianeti, Astro Alessandra scelta dalla NASA. E andiamo a vedere il lancio. La Luna abbracciata da una corona di nuvole, Saturno e Giove sullo sfondo, in primo piano l'abitato di Pieve di Cadore. È di Alessandra Masi la foto selezionata dalla NASA per l'APO di ieri. Lo scatto dell'astrofotografa è stato realizzato nella serata del 17 dicembre. Sapete che la NASA prende queste fotografie e le propone, insomma, con tutta la sua importanza e autorevolezza. Ecco, e qualche volta succede che anche le foto dei bellunesi sui panorami magici che la nostra provincia sa offrire ottengono questa visibilità. Allora, questo articolo di Filippo Tosato sarebbe tutto da leggere a pagina 2. Noi non abbiamo il tempo, diamo un'occhiata ai titoletti, a qualcosa, magari leggiamo solo l'inizio, è quello che riguarda il vaccino agli over 80, come vi dicevo prima, che slitta a febbraio, se doveva cominciare adesso. Richiami garantiti per i 400 bellunesi. Pfizer riduce ancora le dosi al Veneto, ritardi anche per i malati oncologici, quelli malati di tumore. Zaia chiede una regia solidale tra le regioni. Allora, scusatemi, capite che la situazione è abbastanza pesante in questo frangente, no? Perché erano stati prospettati dei tempi di vaccinazione che comunque ci avrebbero portati a occupare tutto questo 2021 nelle vaccinazioni. Immagino che per le persone come me, che non siamo nella fascia più alta, che eccetera eccetera, non siamo sanitari eccetera, penso che la gran parte della popolazione fuori dalle categorie particolari, come probabilmente saranno indicati gli insegnanti per esempio, ecco, tutte le persone che non operano in questi settori probabilmente il vaccino dovevano aspettarsi di poterlo fare da settembre, dall'estate in poi, insomma, ecco. Non è più detto, però è vero che l'assessore l'altro giorno ha annunciato che con l'attesa approvazione del vaccino nuovo di AstraZeneca, altra ditta, altri nomi che abbiamo imparato, che dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese, abbiamo un vaccino che viene prodotto, avremo un vaccino facile da conservare, prodotto in Italia, che quindi dovrebbe metterci al riparo rispetto alle necessità. Allora andiamo a vedere l'inizio. Filippo Tosato, appunto, che scrive da Venezia: saranno i soggetti più fragili a scontare gli effetti del taglio, vi dicevo la metà, no? Del taglio del 53% nelle forniture vaccinali, attuato senza preavviso dal colosso Pfizer. Programmato in queste ore l'avvio delle somministrazioni ad ultraottantenni e malati oncologici del Veneto è rinviato di 2 settimane perché le quantità disponibili, incluso il piccolo stock di Moderna, vi dicevo che è l'altro vaccino, ma la distribuzione è appena cominciata, basteranno a malapena a garantire i richiami al personale della sanità e case di riposo, altrimenti privati dell'effetto immunizzante. Va fatta la seconda dose, se no non vale neanche la prima. È l'effetto combinato ai ritardi della duplice riduzione dei lotti attesi. Da qui al 2 febbraio si attendevano 44.000 dosi, invece sono 22.000, metà. In vista del completamento della fase 1, quella estesa a circa 185.000 donne e uomini. Il cronoprogramma prevedeva di ultimarne la copertura entro il mese, il traguardo invece slitta a metà febbraio.
In provincia di Belluno, invece, dove la profilassi in via sperimentale su 400 over 80, il famoso l'esperimento della medicina di gruppo di Cavarzano, che ha sollevato anche qualche polemica, no? È partita per prima in Veneto e in Italia, cioè la somministrazione fuori dalle strutture sanitarie. La seconda fase sarà garantita nei tempi previsti. L'ULSS 1 Dolomiti infatti ha provveduto ad accantonare le fiale necessarie per i richiami. Insomma, nel Veneto e a Belluno, dove si è proceduto con quella sperimentazione, continuano ad essere rispettati i tempi previsti, cioè ci sono le seconde dosi, per cui chi ha fatto la prima dose sappia che la seconda dose è prevista secondo quanto prestabilito, ok? Questo calo nelle forniture da parte di Pfizer non reca problemi per la somministrazione della seconda dose. Però non si riesce a fare la prima dose alle persone sopra gli 80 da subito, come era stato detto, invece si slitta di 2 settimane, si va a febbraio praticamente. Allora, vi leggo solo un titoletto. Il governatore Luca Zaia serve un magazzino nazionale che redistribuisca i flaconi non utilizzati. E Zaia qui fa riferimento al fatto che ci sono regioni che corrono di più, il Veneto è molto avanti nella somministrazione dei vaccini, anche perché è meglio organizzato, ci sono delle regioni che fanno più fatica e Zaia dice, è discutibile, che sarebbe da fare un serbatoio nazionale dove vadano a finire le dosi non utilizzate in modo che possano essere utilizzate subito come è necessario, cioè con un vaccino in mano e una situazione come questa non può essere che ci siano delle dosi che rimangono lì nei frigoriferi inutilizzate. E Zaia dice redistribuiamole là dove verrebbero somministrate. Allora, il punto Covid implacabile, 129 decessi, stiamo parlando del Veneto, superati i 3.000 contagi. Questi sono i numeri purtroppo che ci dicono che non siamo affatto fuori. La vicenda del vaccino in rapporto al PIL, la sparata della nuova assessora alla sanità, della regione Lombardia, che poi ieri ha detto che non è vero, lei non ha parlato di PIL, insomma la vicenda continua a fare scalpore. Sul discorso dei 21 giorni, per il secondo richiamo, come vi dicevo, in Inghilterra hanno annunciato una scelta diversa, col rischio di fare, anzi con la certezza di fare il secondo richiamo più avanti, dopo i 21 giorni, perché stanno usando le fiale del secondo del richiamo per la prima vaccinazione. Ecco, vi dicevo che la comunità degli esperti italiani è assolutamente contraria rispetto mediamente, insomma, rispetto a quello che stanno facendo nel Regno Unito. E il virologo Palù, che è stato messo a capo dell'AIFA Veneto, sui richiami dice il termine di 21 giorni è perentorio, e questo insomma, se lo dice a questo punto il capo dell'Agenzia del Farmaco, capite bene che questo orienta insomma le scelte per quanto riguarda le somministrazioni in Italia, per cui state tranquilli, stiamo tranquilli, in Italia si fa la seconda dose, si immunizzano con certezza tutte le persone che adesso hanno ricevuto la prima dose. Infermieri addio, alla RSA di Lamont di 9 dipendenti se ne vanno in 6. Io credo che questo numero, 6 su 9, dica tutto senza bisogno di tanti altri commenti. L'allarme della Presidente lascia anche uno dei due medici. L'ULSS dovrebbe darci almeno il tempo di trovare i sostituti. Come dicevamo, c'è anche quest'altro problema, il contact tracing è a corto di personale, ma ce la faremo con chi resterà. Ecco, molti i camici bianchi chiamati al Dipartimento di Prevenzione, ora il 60% di loro se ne andrà per seguire la specializzazione. Questo è un ulteriore problema che ci dice quanto male erano stati fatti i conti in passato sul fabbisogno di personale sanitario, infermieri e medici in provincia di Belluno, ma poi nel Veneto. Studenti demotivati, i presidi preoccupati attivano lo psicologo. Qua si apre questa finestra sulla scuola. C'è questa fotografia che è carina, ma drammatica anche. Insomma, vedete che c'è un impianto di
di risalita, la partenza a Pecol di Zoldo della funivia, c'è scritto dell'impianto di risalita, scusatemi, e c'è scritto le macchine, le auto sono state disposte nel parcheggio in modo da formare una scritta ben visibile dall'alto, dal drone in questo caso, c'è scritto lavoro o ristori. Vedete, adesso scusate voi della radio che ci seguite, sto mostrando l'ingrandimento della fotografia perché l'iniziativa è di quelle che si fanno notare, insomma, ma giustamente pongono un problema gravissimo, sono le auto parcheggiate in modo da scrivere lavoro o ristori appunto nel parcheggio dell'impianto. La protesta del popolo della montagna, lavori o ristori, siamo in ginocchio. L'importanza della filiera del turismo legato alla neve non va sottovalutata. Dietro ci sono le famiglie che soffrono. Si raccoglie il parere di Lucia Farenzena, che è presidente del consorzio turistico Marmolada, di cui vedete anche la fotografia, l'articolo di Francesco Dalmas. Siamo sul Corriere delle Alpi. Io vi raccomando sempre, quando facciamo questa rassegna, noi vi presentiamo una serie di notizie che sono sui nostri quotidiani di oggi, però vi chiediamo anche i giornali, comprateli, perché i giornali vivono se noi tutti li compriamo. Ecco, oggi tra l'altro esce anche l'Amico del Popolo in forma digitale. Mentre io vi faccio questa rassegna, i miei colleghi dell'Amico del Popolo stanno ultimando le rifiniture finali del giornale che viene mandato in distribuzione, in stampa e in distribuzione. Lo riceverete tra domani e dopodomani in forma cartacea per chi è abbonato, sono solo 55 euro all'anno, mi raccomando, pensateci, però se siete abbonati gratuitamente lo potete vedere in formato digitale, come i giornali che sto sfogliando io adesso, già da oggi verso l'ora di pranzo. Quindi insomma, se vi interessa, fatevi vivi, segreteria amicodelpopolo.it, chiedete informazioni. Se siete già abbonati, segreteria amicodelpopolo.it, scrivete, vi risponde Lorella nostra, che salutiamo e ringraziamo anche da qui, vi risponde, vi manda un codice con il quale potete accedere alla sezione del digitale dell'Amico del Popolo. Andate a vedere su www.amicodelpopolo.it, trovate tutto e trovate anche questa finestra di accesso al nostro digitale. Andiamo avanti, allora andiamo a raggiungere le notizie locali che riguardano la provincia di Belluno. La paginona Belluno è oggi a pagina 18, una freccia diretta da Belluno a Milano, la provincia avvia lo studio tecnico. Ecco, di questa cosa si parlava già da giorni, tutto deriva da alcuni pareri che la provincia ha acquisito in via informale. L'elettrificazione non garantirà un risparmio di tempi verso Padova e verso Venezia straordinario, perché comunque c'è il problema dei raggi di curvatura della ferrovia tra le nostre montagne. Mi piacerebbe anzi che qualcuno, se ci segue qualcuno del gruppo di Treni Belluno, che sono sempre esperti su questo genere di cose, ci commentasse questa rassegna stampa e ci dicesse qualcosa dei tempi di percorrenza che si prospettano una volta che sarà attivata l'elettrificazione delle nostre linee. Sicuramente un grande miglioramento, perché non ci sarà più il cambio a Montebelluna e a Conegliano verso Padova e verso Venezia. Sicuramente una riduzione di tempi, ma non uno straordinario tracollo delle tempistiche, insomma, a meno che non si introducano alcune frecce, cioè treni che facciano pochissime fermate, come se vogliamo, insomma, adesso facciamo il paragone, è troppo grosso, ma insomma pensiamo appunto ai grossi treni nazionali, a Italo, quei treni là che fanno solo le fermate principali. Ecco, allora se ci fosse un treno che da Belluno a Milano fa solo, non so, Belluno, Feltre e poi pochissime altre fermate, le città sostanzialmente avremmo dei tempi di percorrenza estremamente ridotti, e ci potrebbero portare a Padova in breve tempo. Almeno qualche corsa da Belluno potrebbe essere assolutamente vantaggiosa per chi ha bisogno di raggiungere la pianura veramente in velocità e diventare così davvero concorrenziali rispetto all'ipotesi di dover prendere l'auto. Fondamentale la collaborazione con le università, dice il
il sommario di questo titolo. Gli esperti sono i primi a crederci, sarà concorrenziale. È questo che vorremmo, vorremmo che fosse veramente, perché solo se diventa concorrenziale rispetto all'auto c'è possibilità che questa cosa abbia successo. L'articolo è di Irene Aliprandi. Ciao Irene, salutiamo la collega del Corriere delle Alpi. Una freccia tra Belluno e Milano potrebbe essere concorrenziale all'auto sia in termini di tempi che di costi. Sembra utopia, ma ad affermarlo sono esperti veri. Professori universitari che applicano l'approccio scientifico per facilitare le scelte politiche, esperti che stanno iniziando a collaborare con la provincia in un'ottica di pianificazione strategica. Con l'elettrificazione, salto. Con l'elettrificazione delle nostre linee, aggiunge Padrin, portare le frecce nel bellunese diventa possibile, oltre al fatto che l'Europa punta sullo sviluppo della mobilità sostenibile e quindi potrebbero esserci finanziamenti importanti. Collegare rapidamente il bellunese ai grandi centri urbani sarebbe utile ai bellunesi, ma anche a chi vorrebbe venire a vivere qui e non può perché lavora troppo lontano. Ecco, l'articolo sente vari pareri, Franco De Bon, Dario Scopel, Massimo Bortoluzzi, insomma, quindi se siete interessati alle varie opinioni su questo tema, che è sicuramente rilevante perché ormai siamo davvero finalmente vicini all'elettrificazione dei nostri binari, insomma, trova tutto a pagina 18 del Corriere delle Alpi. Poi c'è un consistente speciale pubblicitario sulle auto, maltempo nel capoluogo, l'alluvione di dicembre, danni per 1,6 milioni, il comune segnala 13 criticità alla regione. E poi si parla di altre criticità, insomma, stradali per quanto riguarda Belluno, panchine arrugginite e marciapiedi rotti, via Feltre protesta, siamo abbandonati. E c'è il titolo sul PD di Cavarzano, pro variante della Veneggia è fondamentale. L'inseguimento dei lupi, ieri è arrivato il comunicato stampa dei carabinieri forestali, le prime contestazioni sono 3 violazioni stradali, ma ci sarà sicuramente anche altro vista la gravità di quello che è successo. Feltre, privati e aziende, i danni sfiorano i 600.000 euro e stiamo parlando dei conti del maltempo, anche qui dei primi di dicembre 5-6, no? Mi pare che fosse stato l'ondata. Montagne di neve da rimuovere con pochi operai e costi alle stelle. Riconoscete la fotografia che avete già visto anche ieri su www.amicodelpopolo.it se ci seguite anche lì. Ponte nelle Alpi, un 2021 ricco di inaugurazione. Si parte da Decathlon che sarà aperto a marzo, il grande store di articoli sportivi arriva in provincia di Belluno e l'apertura che inizialmente era stata indicata per Natale invece è comunque confermata presto e sarà a marzo. Il nuovo punto vendita di articoli sportivi completerà la riqualificazione ex Comedil, sarà pronta anche la nuova stazione con il parcheggio scambiatore, gomma rotaia. Andiamo avanti, San Bernardo, stiamo parlando di Cesana, via al cantiere, fondi privati per gli affreschi, sono i tesori che abbiamo in provincia di Belluno. Esiste la collana di pubblicazioni curata dalla diocesi e dalla provincia, straordinaria, con il lavoro fatto da un lato dai tecnici della provincia, Alessandra Cinti come referente per la diocesi, Don Giacomo Mazzolana, che hanno realizzato con tante collaborazioni un'operazione unica negli anni scorsi di valorizzazione dei tesori nascosti nelle chiese bellunesi, che sono straordinari. Cortina, test Covid per baristi e camerieri, accordo per la sicurezza nei mondiali che ormai sono vicinissimi. Cortina, non temere, Dio e la Madonna sono salvatori potenti. Ieri, ancora una volta, si è ripetuta la messa di voto, la festa di voto che prevede appunto le cerimonie alla Madonna della Difesa, quando ormai moltissimi anni fa Cortina attribuì a un miracolo della Madonna il blocco dell'avanzata degli invasori da nord praticamente e la difesa dei confini cadorini, da qui la Madonna della Difesa, quando Cortina era ancora Cadore. Vecellio è sempre grave, il muratore ferito a Macerata, ma non rischia la vita, con lui c'è la mamma e abbiamo questa notizia confortante. Masi, astrofotografa scelta dalla NASA e qui vediamo la fotografia che ha meritato aspettate, mi tolgo, che ha meritato
il riconoscimento il riconoscimento da parte dell'ente spaziale americano. Allora noi ci fermiamo qui col Corriere, andiamo a vedere il Gazzettino, cosa velocissimi, solo i titoli della prima: governo, fiducia per un soffio, Donazan si scusa in aula e si salva, come abbiamo detto. Noi andiamo a vedere che cosa c'è nella prima di Belluno, e adesso ci arriviamo, perdonate ancora un secondo, sto sfogliando velocissimo il digitale per raggiungere, eccola qui, la prima pagina del fascicolo di Belluno, che dice questo: crollano i contagi, il peggio è passato. Questo è un titolone molto, molto bello, ed è vero, ieri il numero dei contagiati era bassissimo, l'abbiamo messo rilevato anche all'Amico del Popolo. 3 mappe con i numeri dei positivi in tutti i comuni della provincia da novembre 2020 alla settimana scorsa. La Pfizer rallenta le forniture, questo purtroppo ci mette un bastone tra le ruote. Fermati i vaccini agli ultimi ottantenni, per ora garantite soltanto le dosi di richiamo. La rabbia della montagna, lavoro o ristori, riguarda la fotografia di prima pagina e questo è il titolone, la situazione insomma presentata velocissima della prima pagina del Gazzettino di Belluno. Mi fermo qui perché ho finito il tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, state con noi, www.amicodelpopolo.it, e tutti i nostri social, tutti i nostri canali, ci mettiamo anche la nostra Radio Piave. Ciao a tutti, grazie.